Io prima dovevo pensare a lavorare, dovevo pensare mica a correre. La maratona per me è stato probabilmente il segnale di qualcuno al di sopra di noi che mi ha convinto a un certo momento di smettere di fumare, perché ho avuto per la seconda volta un problema intestinale. E allora mia moglie, quando mi vedeva arrivare, mi diceva: mettiti una tuta, arriva a Sant'Augusta. E allora io partivo da casa mia, arrivavo a Sant'Augusta, poi ritornavo, facevo la doccia solita. Pian pianino, dopo 6 mesi circa, da giugno all'8 dicembre, ho cominciato a correcchiare anche la domenica, poi mi sono iscritto nei gruppi dei pompieri di Conigliano o dei corridori di Savassa, e quindi mi portavano a fare anche delle piccole gare cittadine la domenica. E l'8 dicembre io sono devoto all'Immacolata, perché in quel momento ho avvertito che come non avessi mai fumato nella mia vita, e invece fumavo tantissimo prima. E così, pian pianino mi sono dato avevo 40 anni e mezzo circa. Io non ho mai tenuto le cuffiette, mai, perché a me piaceva sentire il movimento, la zona, capire, ascoltare i rumori diversi che c'erano quando si correva, assolutamente. Per cui non so se li metterei, ecco. Un aneddoto di una maratona, quella che ho fatto a Parigi, dove volevo a qualsiasi costo fare bene, perché non ero mai andato a Parigi, e col mio gruppetto ci siamo messi in testa di fare qualcosetta di veramente importante, non per battere record, ma per capire se eravamo in grado di fare qualcosetta di diverso dal solito correre per divertimento. E il mio record purtroppo di Parigi è stato di 3,56,17. I giovani devono capire che lo sport è importante perché riesce anche a crearti uno spirito diverso di quello che è l'impegno quotidiano che devono avere, primo nello studio, perché studiare va bene, ma saper studiare accompagnato anche a quello che è il movimento del nostro corpo sicuramente rende i ragazzi molto molto più sensibili e si allontanano sicuramente da strade poco praticabili o di altro genere. Io ho una maratona in più che i miei nipoti, quando vedono le mie medaglie, che sono, non so, una cinquantina di medaglie, oppure mi hanno messo disordine in tutte le fotografie, pensano chissà che cosa quando vedono me in divisa da maratoneta. Maratona è importante perché non solo crea un modo diverso di vivere quotidianamente, ma anche predispone il fisico ad accrescere determinate superenergie e anticorpi che prima o dopo sono necessari per vivere un tantino più a lungo. Io posso dirlo perché ha circa 8 anni che non corro più e quegli anticorpi, forse ancora ce n'è qualcuno, mi ha aiutato moltissimo.